sono Benvenu Cristina, sono un'ostetrica, lavoro presso il consultorio familiare di Este del distretto Padova Sud, azienda ULSS 6 Eugania, e sono qui a presentare i corsi di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità offerti in versione online per ovvi motivi che tutti noi conosciamo riconducibili al Covid-19. Diciamo che noi operatori abbiamo fatto di tutto per essere vicino e soprattutto utili alla futura mamma e alla coppia in questo momento di particolare disagio. Ci ha visto anche a dover modificare gli incontri, non tanto per i contenuti ma quanto per la forma. I nostri incontri sono sicuramente degli incontri di gruppo in gravidanza e nel dopoparto, tenuti da professionisti del consultorio familiare e di altri servizi distrettuali e ospedalieri con una finalità ben precisa, che è quella del benessere della donna, del partner, del futuro nascituro, della coppia, della famiglia, in un'ottica di promozione della salute e di prevenzione del disagio. Gli obiettivi del nostro corso coincidono appieno con i bisogni della gravida e della coppia. E quali sono questi bisogni? Sicuramente c'è un bisogno informativo, dare delle informazioni su gravidanza, parto, travaglio di parto, allattamento, puerperio, accudimento neonatale, e vediamo che gli argomenti sono veramente tanti. Poi quello di creare un gruppo di sostegno, di mutuo aiuto, di condivisione, di forza, di libertà espressiva, di scambio di emozione, e vediamo essere questo veramente molto importante, soprattutto in questo periodo. Poi il lavoro corporeo, fare, provare, sperimentare, utilizzare tecniche di rilassamento quali la visualizzazione, la respirazione, il massaggio e molto altro. Attivare anche la consapevolezza cognitiva, emotiva, corporea, in modo tale che la donna possa far emergere tutte quelle potenzialità e quelle risorse che ha dentro di sé. E vi posso garantire che la donna di potenzialità e di risorse ne ha davvero tante. Il calendario del nostro corso è costituito da 5 incontri tenuti dall'ostetrica, un incontro tenuto dallo psicologo che tratta della psicologia in gravidanza e nel dopoparto, del rapporto di coppia, della prevenzione del disagio, della depressione postnatale e della genitorialità. Un altro incontro è tenuto dall'assistente sanitaria che tratta il tema della vaccinazione al neonato, poi c'è l'assistente sociale che tratta il tema normativo, legislativo, poi ancora un incontro con il ginecologo e un incontro con il pediatra. Per quanto riguarda l'incontro con l'anestesista e per quanto riguarda la visione dei locali del punto nascita, sale parto e reparto, abbiamo in collaborazione con l'ospedale caricato su YouTube dei video. Il nostro corso di accompagnamento alla nascita però non finisce con il parto, anzi lo facciamo proseguire nel dopoparto con 2 incontri postpartum, uno a distanza di un mese tenuto dall'ostetrica, e questo è un incontro veramente molto bello, ricco, profondo, dove la donna, la coppia si apre, racconta il suo vissuto, la sua esperienza, come è andata. Il secondo incontro è tenuto a 2 mesi dal parto ed è condotto dallo psicologo. Ora vediamo la testimonianza di Elisa, una futura mamma che ha partecipato al corso di accompagnamento alla nascita online. Ciao, sono Elisa e ho avuto l'opportunità di partecipare ad uno dei corsi di accompagnamento alla nascita organizzata dall'ULSS 6 Eugania. Per me era molto importante partecipare ai corsi preparto e quando è scoppiata l'emergenza sanitaria ho temuto di non poterlo fare, mi sono sentita un po' sola. Poi per fortuna mi ha contattata l'ostetrica del consultorio locale, la quale mi ha informata sulle attività che comunque il consultorio continuava a fare anche durante l'emergenza, e mi ha anche detto che l'ULSS avrebbe organizzato delle attività online. È stata un'ottima notizia che mi ha dato molta fiducia. Il corso online è stato davvero interessante. Oltre all'ostetrica preziosissima, abbiamo incontrato anche altri professionisti, lo psicologo, la pediatra, il ginecologo, l'assistente sociale, e tutto questo mi ha dato davvero informazioni utili per affrontare con maggior consapevolezza questo periodo così importante, e poi mi ha offerto l'opportunità di condividere questa esperienza anche con altre ragazze
che hanno partecipato al corso, sia le preoccupazioni, ma anche le gioie e le emozioni che la gravidanza porta. Quindi davvero un'ottima esperienza che consiglio a tutte. Cosa dire a conclusione? Che questa testimonianza ci carica e ci rafforza nel proseguire la nostra attività lavorativa, nel proporre i corsi di accompagnamento alla nascita, proprio perché noi operatori crediamo nella loro importanza e nella loro utilità, e dove ogni partecipante troverà risposte ai propri bisogni lungo il percorso da noi offerto.